Abbiamo con noi la professoressa Adriana Mastrangelo Adorno, che è una professoressa di storia dell'arte dell'Università di Firenze, che ha curato il catalogo insieme con Maricetta, quindi chiederei alla professoressa di dire qualche parola, e poi naturalmente a Maricetta e a Ninni, e poi naturalmente il maestro, che così con il quale apriremo la mostra. Grazie. Signori, buonasera, sono contenta di essere qui e pensavo di essere qui come voi, come ospite. Mi ero accomodata, tranquilla, quello che dovevo fare l'avevo fatto, avevo scritto, quindi stavo tranquilla. E invece no, non si può stare mai tranquilli. Comunque mi fa molto piacere essere qui, ho fatto un po' il viaggio della speranza, perché per venire da Firenze qui forse facevo prima a piedi che non con l'aereo, perché dalle 6 sono arrivata a Luna stanotte, perché l'aereo non partiva, poi insomma un po' di problemi. Comunque sono molto contenta di partecipare a questa altra ennesima presentazione delle opere del maestro Madè, che conosco da sempre, diciamo, attraverso mio marito, che l'ha conosciuto nel 69, io molto dopo, e come dice il maestro Madè, lui è l'eredità che... Anzi, io sono l'eredità. No, mi ha lasciato in eredità. Ecco, mio marito ha lasciato me in eredità, per cui lo devo seguire sempre, non posso fare diversamente. Stasera io faccio gli auguri proprio più grandi, felici per questa occasione, soprattutto per questa presentazione di mostra nella Università di Palermo. Io ho visitato in altro contesto gli ambienti dove è stata allestita la mostra, e devo dire che mi hanno sempre molto commosso, anche perché proprio trasudano di storia, di dolore e di un momento della Sicilia, come altri momenti in cui la sofferenza è stata veramente grande. Però la Sicilia ha sempre dimostrato di cadere e di riprendersi, e questa è una cosa che veramente va proprio ad onorare questa terra. E mi è piaciuto moltissimo che in presentazioni di opere precedenti, soprattutto quando Pippo ha presentato i 119 disegni sulla Divina Commedia, la Sicilia è presente quando Pippo disegna l'inferno, il purgatorio, poi il paradiso, naturalmente il discorso diventa diverso, cioè l'inferno che viene presentato in maniera molto originale come i gironi dell'inferno, che sono la Sicilia capovolta, cioè questa Sicilia che nel corso di tantissimi secoli di storia, di avventura, di lotte è caduta e si è ripresa, e non a caso il purgatorio diventa la Sicilia capovolta, con Dante che in un certo senso la abbraccia e la protegge. Non è campanilismo, sottolineo, non è campanilismo, questo perché, a parte che, come anche il dottor Giuffrida, come il professor Sant'Angelo, dico bene, suo papà, ha sempre trovato nello studio della Divina Commedia dei perfetti riferimenti di Dante alla Sicilia. Non sappiamo come, non possiamo dimostrare come, ma veramente ha descritto dei luoghi che poi sono quelli ripresi anche da Pippo. Io, se vi dovessi parlare dell'opera di Pippo, della Divina Commedia, da quando l'ha ideata fino a stasera, qui facciamo la vigilia di Natale, forse anche più, quindi non mi permetto di dire altro se non che ogni volta che Pippo presenta queste mostre, le opere sono inedite, sono nuove, e più si va avanti e più si vede questa evoluzione, questa passione, questa compenetrazione di Pippo con quella che è veramente stato il pensiero e il cammino di Dante. Sono stata molto orgogliosa di poter presentare a Firenze, nella Cappella dei Cerchi, la Divina Commedia, siamo stati felicissimi di presentarla anche a Vienna, e l'anno scorso poi col presepe Firenze si è inginocchiata a Pippo per la bellezza di queste opere. Quindi io vi ringrazio dell'attenzione, mi fermo qui, poi se ci sarà qualche altra occasione e avrete tempo, ne avremo da dire di cose su Pippo e la sua divinità. Auguri a tutti.